e torna a rivivere questo antico quartiere di Gangi perché tra pochi giorni qui si vivrà un momento molto atteso dalla cittadinanza ma soprattutto dai visitatori. Sì, questa sarà la nona edizione di Memorie e Tradizioni. Memorie e Tradizioni non è altro che un viaggio su quelle che erano le tradizioni antiche, su quelle che erano le nostre radici. Memoria e Tradizione è nato proprio per non far disperdere, diciamo, queste radici, per far ricordare a chi ha vissuto questi momenti anche nei racconti e per far vedere, diciamo, alle nuove generazioni come si viveva allora, come erano i mestieri, come veniva scandita giornalmente la vita delle nostre famiglie, anche perché dico noi a Gangi, in genere le nostre famiglie, diciamo, le nostre radici sono tutte di agricoltori, diciamo, sono tutte di artigiani, sono tutti diciamo, di persone diciamo, normali. Quindi abbiamo pensato di far rivivere questi momenti e siccome Memoria e Tradizione non è altro che una manifestazione gastronomica alla base, quindi nasce per questo, nasce perché io faccio parte della condotta Slow Food da parecchi anni, sono nel direttivo di questa condotta e sono diciamo, molto sensibile a quelli che sono diciamo, i valori della Slow Food. Siccome le memorie e le tradizioni sono proprio dei valori tipici della Slow Food, abbiamo pensato a questa manifestazione che non è altro che l'evoluzione del cibo in base diciamo, alla società di quel tempo, di quel momento, come il cibo non è altro che lo specchio di questa società. Ci sarà un percorso. Il percorso inizia da Piazza Valguarnera, una grande piazza, sotto proprio l'omonimo castello Valguarnera, che è diciamo, il nostro punto più alto, il nostro castello diciamo, dei Gangi, da dove proprio si sviluppava poi questa strada che è la strada della catena, si chiama, che prende pure il nome dall'omonima chiesa. Quindi Piazza Valguarnera sarà il momento diciamo, della rappresentazione del ciclo del grano, il momento diciamo, della trasformazione del latte, perché ci sarà un'antica malga come vivevano diciamo, i nostri pastori, quindi contadini, pastori e qua abbiamo la degustazione dei prodotti caseari, diciamo, dei prodotti tipici del nostro territorio e delle nostre chicche, perché noi altri abbiamo due presidi di slow food che sarebbero la provola delle Madonie, presentata diciamo, con diverse sfaccettature, dall'affumicato alla provola fresca, alla provola semistagionata. E quest'anno abbiamo voluto inserire un'altra chicca che sarebbe un formaggio caprino, perché noi altri nel nostro territorio abbiamo pure un caseificio d'eccellenza con dei prodotti caprini d'eccellenza. Abbiamo voluto inserire un prodotto diciamo, fresco, un caprino spalmabile che verrà degustato dalle persone assieme all'olio crasto che è un altro presidio, un'altra chicca diciamo, sia del nostro territorio, parliamo di San Mauro Castelverde, sempre Madonie, sia diciamo, della nostra condotta, abbinato al pane di grano duro, perché noi altri siamo dei produttori di grano duro di eccellenza, con delle varietà di eccellenza. E questa sarà la prima degustazione. Poi entriamo diciamo, proprio nel vivo della strada, qua ci saranno i giochi dei bambini, perché prima non essendoci internet, non essendoci tablet, cellulare o computer, i bambini diciamo, socializzavano in altri modi. E qua ci saranno tutti i giochi dei bambini, i giochi antichi, i giochi vecchi, che rappresentavano proprio diciamo, la società di allora. Ma in questo momento dove ci troviamo? In questo momento ci troviamo proprio in un'aula scolastica, perché allora non c'era diciamo, la concezione Parliamo sempre fine 1800, inizi 900, quindi 910, 915, 920, quindi siamo lì. Quindi le scuole molte volte venivano ospitate all'interno di stanze di persone, diciamo. E questa qua è un caso di questo, è una pluriclasse
c'è la maestra, ci sono diciamo, i bambini che seguono la maestra e come che avveniva? Ci sono i mobili del periodo, banchi del periodo, diciamo, tutto, abbiamo cercato diciamo, di far rivivere come era allora, come avveniva la scuola allora, l'educazione scolastica come che veniva impartita. Quindi ci saranno tante ambientazioni. Sì, noi altri oggi ne vedremo qualcuna, però le ambientazioni sono molto perché c'è tanta carne al fuoco, quindi voi altri ora andrete a vedere degli interni di case come che avveniva, perché le case venivano vissute in un certo modo, perché con poco diciamo, si doveva campare, si doveva vivere e quindi voi altri vedrete le massaie all'opera all'interno di queste case con tutto quello che era diciamo, basilare per la conduzione della famiglia. Vedrete pure una casa laboratorio dove c'era la massaia che cuceva diciamo, con la macchina da cucire, c'era il telaio, c'era il letto con la gestante, praticamente la culla com'era allora. Tutte diciamo, le vite dell'interno diciamo, come che avvenivano. E qua abbiamo un'altra degustazione che c'è subito dopo, che ci sarebbe cioè la pasta col macco, perché il macco di fave non era altro che la carne dei poveri per un fattore nutriente, diciamo, di energetico, eccetera, eccetera. E qui ci sarà un'altra degustazione che non vedrete oggi, noi altro ora vi faremo vedere i prodotti che i visitatori troveranno giorno 7 e giorno 8, quasi tutti, perché poi ce ne saranno diciamo, alcuni che non abbiamo potuto far vedere oggi per motivi logistici, però li troveranno poi successivamente. Ci parli un po' del programma di queste 2 giornate. Sarà un programma identico in entrambe le giornate? Sì, il programma sarà identico in tutte le giornate, quindi si entrerà a gruppi, il gruppo verrà accolto da una guida, la guida spiegherà tutto il percorso, diciamo, li accompagnerà durante tutto il percorso. Il percorso avrà la durata di 90 minuti circa, però saranno 90 minuti che i nostri visitatori non avranno diciamo, la contezza del tempo che scorre, sicuramente, e vedranno tutte queste riproposizioni. Voi altri vedrete pure che la gente è come se fosse un set cinematografico. Noi altri abbiamo 250-350 figuranti volontari, tutta gente voi altri ora li vedrete, diciamo, tutta gente normalissima che vive quotidianamente diciamo, le proprie faccende, i propri problemi, eccetera, eccetera, che si presta a recitare in playback, diciamo, senza voce, perché è una recita continua, a mettersi in gioco e vi faccio vedere quello che la gente sa fare, diciamo, soltanto con la propria voglia di fare, con la propria passione, sia perché tutti i prodotti che verranno degustati vengono tutti cucinati da queste persone, quindi noi altri diamo le ricette perché sono delle ricette ricercate, perché devono avere un senso logico e loro praticamente si prestano a cucinarle, scusate, a cucinarle, a riproporle, a farle assaggiare, eccetera, eccetera. Ora noi altri vi faremo vedere, quindi questo è per quanto riguarda il primo tratto di strada, poi ci sarà il usuno a parte di caso, cioè a dire com'è che si divertivano questa gente, non essendoci discoteche, non essendoci, ed ecco che allora era d'uso andare a riunirsi le varie famiglie con uno strumento semplice che poteva essere una fisarmonica o un fischietto o qualsiasi cosa, diciamo, c'erano si divertivano a ballare con le congedanze, eccetera, eccetera. E voi altri vedrete pure questo. Poi vedrete un androne con le vedove che andavano praticamente a messa quando la gente non le poteva vedere, quindi tutte vestite di nera, eccetera, eccetera. Vedete la strada che vive con Scarparo, un'altra chicca veramente che è la parte dei nobili, perché la società gangitana era fatta dai poveri, era fatta dai contadini, era fatta dai borghesi, era fatta dai nobili, quindi c'erano dei nobili benestanti, eccetera, eccetera. Abbiamo voluto dedicare una sezione a questi nobili
con lo sposalizio, per far avere le differenze, lo uso una parte di casa che suonavano con il fischietto e i nobili come vivevano, per far vedere la differenza fra i costumi del popolino, del popolo, e i costumi dei nobili, che saranno dei costumi particolari, Seguiteci allora in eccetera, questa eccetera. puntata, ma seguiteci anche poi dal vivo perché il 7 e l'8, quindi questo antico quartiere, si ospiterà tutto questo. Tutto questo è un anello di qualche chilometro praticamente a girare sino ad arrivare a Piazza del Popolo. Quindi partiamo da Piazza Valguarnera a girare, diciamo, con le guide, il percorso guidato e scandito, diciamo, da tutti questi momenti che abbiamo detto sino ad ora.